Eder, Mech, Pallister. Ho un rimorso enorme. Se avessi annusato solo da lontano la possibilità di quello che è successo, io andavo a prenderla a casa. Noi in 42 anni di conoscenza non ci siamo mai persi di vista. Passavamo minuti e minuti interi tenendoci per mano, guardandoci negli occhi, ripetendo semplicemente ciao amore. Noi saremmo scomparsi da Trieste dopo il 16 di dicembre, per cui quelli erano gli ultimissimi giorni utili per farla scomparire. Io ho avuto il presentimento dal momento in cui lei non è venuta a casa mia, né mi ha più chiamato. Non era da lei. Ho iniziato a parlare perché sentivo Sebastiano dire anche cose non vere, perché lui raccontava di un amore puro, infinito, bla bla, topolini, rose. Lei doveva essere rinnovata perché in questa maniera il vedovo si è preso 2/3 dei soldi in banca e la reversibilità della pensione. Io ho detto quello che sapete già tutti. La procura precedente ha tentato di farci credere che Liliana si è suicidata. Io sono relativamente convinto che la verità vera non può mancare. Mi piace ricordarlo nel suo giardino insieme alle sue orchidee, alle sue piante, ai suoi fiori, che amava tantissimo, che non aveva neanche più tempo poi per curarle, perché si è buttato in questa tragica vicenda perché lui voleva la verità. Liliana probabilmente ha trascurato la sua salute per portare avanti la verità per Liliana, perché a noi non ci ha mai parlato veramente del suo male, del suo star male. Ogni tanto ci diceva sì, è l'età, gli interventi che ho già avuto, ma niente di più, perché la sua concentrazione era per Liliana, per la verità, per Liliana. Ascoltava tutti, chiunque gli mandasse una lettera, una telefonata, un qualche cosa, una perizia, anche da persone normali, fuori dalla cerchia dei periti, dei tecnici, eccetera. Lui ascoltava tutti perché sperava sempre qualcuno che dava l'input. Sono rimasto veramente male perché sapevo che stesse male, che era in ospedale, però non pensavo fino a questo punto. In questi anni ho tentato tante volte di avvicinarmi a lui, tante volte gli ho dato la mano anche in trasmissione, proprio per condividere i nostri pensieri, le nostre cose. Purtroppo Claudio, scomparendo così, si è portato dietro tutti i suoi segreti. Quello che lui sa, quello che è dentro di lui, probabilmente sono cose che non lo sapremo mai, che magari potevano essere importanti averli saputi, capisci? Per me è importante sarebbe stato parlare tra di noi. Purtroppo non ho mai avuto l'occasione di parlargli da solo. Mi dispiace tanto che se ne sia andato. Purtroppo è così, la vita è fatta così. A un certo punto, quando meno te l'aspetti, arriva il momento dell'addio. Io l'ho sempre ammirato per il suo modo di parlare, di esprimersi, di saper dire le cose che purtroppo io non ho. Quindi Claudio Sterpin aveva dei segreti? Assolutamente no, perché Claudio è stato sentito nell'incidente probatorio, che ringrazio l'avvocato Gentile che ha fatto questa richiesta e la dottoressa Castellini Iozzi che l'hanno accettata, ha detto tutto quello che sapeva. Ci sono state anche le domande da parte del suo avvocato e degli altri avvocati, 5 ore di interrogatorio, è stato tutto cristallizzato, non ha più segreti. Sì. Saremo ancora più agguerriti perché manca proprio un pilastro importante, dobbiamo sostituirlo noi. Sebastiano aveva 1000 occasioni per spiegarsi con Claudio, ma già dal primo giorno doveva farlo. Se era un uomo che amava la sua moglie con le topoline, doveva affrontarlo subito, il giorno dopo della denuncia. No, ma chi l'ha visto? C'era Sebastiano? Non so neanche se c'era. C'era? Beh, non l'ho guardato. Spero di no per lui, però sa tutto quello che è successo.
Rispetto per Liliana. Rispetto per Liliana, ognuno ha il proprio. No, con le mani si può fare quello che vuoi. Queste sue parole ultime da sputargli in faccia, in teoria è come se lo avessi fatto. Liliana doveva essere eliminata, punto. Ma è chiaro, è troppo evidente. Il primo è Sebastiano. Sono segreti che purtroppo il signor Sterpin se li è portati con sé. Da parecchio che si sapeva che non stava bene, che era in ospedale, stava molto male. Poi è venuta fuori la notizia che è scomparso. Purtroppo a me dispiace che lui se ne sia andato portandosi dietro i suoi segreti. Ho tentato tantissime volte a dargli la mano, a dirgli ci vediamo, ne parliamo. E vediamo di capire insieme cosa può essere successo, cercare di capire. Purtroppo non è stato possibile. Tu sai forse qualcosa che io non so. Purtroppo te ne sei andato portandoti dietro queste cose che sarebbero state importanti per me. A un certo punto uno si fa delle domande, dico evidentemente forse qualcosa non me sono accorto o non ho capito certe cose, magari lei voleva rimanere a casa invece di viaggiare. Se lui è una persona che stimo qua e là, dice certe cose, probabilmente una parte di verità c'è. Una parte di Liliana non conosco, questo che ho sempre chiesto a Claudio. Purtroppo sono passati 4 anni abbondanti. Una delle cose che l'ho sempre invidiato Claudio è proprio questa sua capacità di esprimersi, di parlare quelle che io purtroppo non ho. Quindi questo nuovo Sebastiano rivisto e corretto vuole la verità? Certo, io spero tanto che venga fuori. La prima volta che ho incontrato a Monza Claudio Sterpin era maggio 23 e quando l'ho visto scendere dal treno e camminare alla velocità della luce gli ho detto: ammazza, per avere l'età che c'hai sei veramente invidiabile in forma. E lui mi ha risposto: avresti dovuto vedermi 2 anni fa, prima dei fatti di Liliana, perché io negli ultimi 2 anni sono invecchiato di 10 anni. Poi ci siamo rivisti 2 volte lo scorso ottobre. La sera, quando siamo rimasti d'accordo per vederci a pranzo il giorno dopo, stavamo parlando dell'orario e lui fece una battuta che veramente fu troppo simpatica. Disse: non abbiamo bisogno di orari perché il vantaggio di essere single è che non dobbiamo dare conto a nessuno. Claudio Sterpin era ricoverato dall'8 febbraio e, come abbiamo scoperto, era malato ormai da tempo. Noi eravamo stati a Trieste circa 25 giorni fa e lo avevamo contattato. Lui aveva risposto dicendo che non si sentiva bene e che quindi non potevamo in quel momento incontrarci. Però 10 giorni dopo si era rifatto sentire dicendo che stava meglio e che a marzo avremmo potuto vederci. Purtroppo in realtà questo non si potrà mai più fare. È un episodio che invece forse è l'inizio di tutto, l'ho visto io con i miei occhi. Eravamo a mangiare a Basovizza in un posto che lui frequentava da decenni, così ci ha detto lui, e dove aveva portato anche tutta la stampa. Improvvisamente si alza dal tavolo e va a chiedere al proprietario dove fosse il bagno. Mi ricordo questa cosa mi ha colpito perché ho detto: ma se lo frequenta da decenni, come fa a non sapere dove è il bagno? Si è chiuso dentro, è uscito dopo 20 minuti dicendo che aveva avuto dei dolori fortissimi al ventre, che si era molto preoccupato, che nella vita non gli era mai capitata una cosa del genere, che infatti quel bagno non lo aveva mai visto in vita sua nonostante conoscesse benissimo quel posto. Possiamo dire che forse quello fu l'inizio di un problema diverso, perché mi ricordo che quel giorno questa cosa lo turbò parecchio. E lo ripeto oggi, un'associazione a delinquere ha ammazzato Liliana. Le modalità devono essere scoperte dalla procura. Se torchiando Sebastiano, lui sa tutto quello che è successo a Liliana. È una mia impressione, ma sono convintissimo di avere ragione. Io punto sul fatto che la verità non è stata neanche sfiorata. E niente, era quasi un debito che io sentivo di avere nei miei confronti, siccome mi ero messo in testa di farla, e diciamo che l'ho assolto, ecco. Ehi,
Non dimenticare di iscriverti a questo canale.